Via libera revocato all'improvviso a Putifigari. Il maxi impianto fotovoltaico da 86 ettari, previsto in un'area tutelata dall'UNESCO, è stato bloccato dal Ministero. E questa storia merita di essere ascoltata fino in fondo, soprattutto da chi vuole capire cosa succede davvero nella nostra isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Lascia un like e iscriviti. In questo modo non ti perdi sviluppi importanti come questo. Il MASE aveva approvato il progetto lo scorso 3 ottobre. 2 enormi campi fotovoltaici nelle località Sedonai e Montesisieri, in territorio di Putifigari. Un'area delicatissima, con una necropoli a Domus de Janas, motivo per cui il Ministero della Cultura si era opposto fin da subito. Quella decisione aveva fatto esplodere la protesta di regione, comitati e amministrazioni locali, preoccupati per l'impatto sul patrimonio paesaggistico e archeologico della zona. Ma cosa ha portato il Ministero a fare marcia indietro così rapidamente? La risposta è sorprendente. Nel parere della soprintendenza c'era un errore nelle rappresentazioni grafiche delle aree protette. Un dettaglio tecnico che ha stravolto tutto. Gran parte dell'impianto, contrariamente a quanto inizialmente indicato, non ricadeva in aree idonee, secondo i parametri nazionali, sulle zone di interesse culturale. Ora la via è stata ufficialmente avviata verso l'annullamento. Il parere precedente è stato dichiarato illegittimo perché basato su criteri sbagliati e l'intero progetto è stato rimesso in discussione. La presidente Todde ha commentato con fermezza: nessun impianto che metta a rischio il nostro patrimonio ambientale e culturale. La tutela del nostro patrimonio non è negoziabile. Una presa di posizione netta, soprattutto in un territorio, quello di Putifigari, che negli ultimi mesi è diventato simbolo della battaglia contro la speculazione energetica. La procedura ora passerà a una revisione completa e il futuro dell'impianto resta appeso a questo nuovo quadro tecnico. Se vuoi seguire come evolverà questa vicenda e altre notizie che riguardano la Sardegna e il suo territorio, rimani con me. Metti un like e iscriviti. Continuiamo insieme a raccontare cosa succede davvero nella nostra isola. Ma soprattutto mi piacerebbe sapere la tua opinione. Secondo te è stata la scelta giusta annullare il progetto? Grazie per aver seguito questa storia insieme a me. A presto e un caro saluto.